Per cercare di agire sul rischio idrogeologico si è parlato anche molto nell'ultimo periodo dell'idrovia Padova-Venezia. Qual è il vostro punto di vista? Il Consiglio regionale in fase di bilancio ha votato all'unanimità un ordine del giorno che riguarda appunto l'avvio del progetto dell'idrovia, un'opera sicuramente fondamentale nell'ambito di quella che è la sicurezza idraulica di un nodo importante come quello di Padova, del Padovano, ma che interessa poi di conseguenza gran parte del basso territorio del Veneto, un obiettivo che riguarda una progettazione per essere pronti a cogliere quelle che possono essere opportunità finanziarie, soprattutto a livello europeo, che ci permettono di realizzare un'opera che per noi è fondamentale, sia sotto l'aspetto di una arteria di collegamento navigabile per le merci, quindi tra l'interporto di Padova e il porto di Venezia, e anche la sua funzione di canale scolmatore che sicuramente metterebbe in sicurezza, oltre che al Brenta, gran parte del territorio della bassa padovana. A quando un passo avanti concreto su questo? Entro l'anno noi vorremmo avere un progetto preliminare che individui sia a livello progettuale l'opera, sia anche a livello di necessità di risorse, perché entro l'anno sappiamo ci sono i fondi europei che verranno destinati anche per il Veneto e vorremmo che parte di questi possano interessare proprio la realizzazione dell'idrovia.